Questo programma è offerto da Studio Architetto Luciano Colombo, Alta Hotellerie. You ready? Cari amici, ben ritrovati al TG Flash C'est la vie. Oggetti comuni e idee originali da copiare per riciclare tutto ciò che ci circonda nel pieno rispetto della natura. Alta moda verso la destinazione ecosostenibile. Quello che noi chiamiamo rifiuto può diventare una risorsa, soprattutto in questo momento di crisi economica. Le persone hanno spesso la convinzione di non avere fantasia e di non essere in grado di andare oltre l'apparenza. Una collezione originale, quella proposta da Carmela La Salandra. Ci sono abiti da spettacolo, come quello realizzato con i sacchi neri, ma soprattutto abiti adatti per l'abbigliamento di tutti i giorni. L'abito di scena è bello e spettacolare da ammirare, ma ad una donna nel suo quotidiano non stimolerà nessuna visione diversa dal rifiuto che in quel momento ha tra le mani. È da tempo che i grandi stilisti propongono nelle loro collezioni alcuni capi realizzati con materiali di riciclo, ma questo trend rimane ancora una moda di nicchia. Ora, grazie soprattutto all'imprenditoria femminile, sta conquistando una buona fetta di mercato. L'obiettivo di proporre al grande pubblico una collezione di abiti è tra le altre cose una riflessione sulla necessità di cambiare stile di vita, di prendere coscienza che la necessità della riduzione è fondamentale per la risoluzione, anche in parte, dei rifiuti che ogni giorno produciamo. Ideare e creare un'intera collezione di abiti e accessori è senz'altro più faticoso sotto l'aspetto del reperimento dei cosiddetti rifiuti. Ma quando anche una sola persona comincerà a mettere da parte i rifiuti per l'autoproduzione, l'obiettivo potrebbe essere raggiunto. Una città amata da tutto il mondo, meta romantica e di cultura. Renato Angi dedica la sua nuova collezione a Venezia. La scelta di Venezia perché io sono veneziano e ammiro molto la mia città. Ho fatto queste stampe di Venezia e sono apprezzate in tutto il mondo, specialmente in Russia e America. Stiamo vendendo molto bene per l'immagine, perché Venezia è molto molto conosciuta. Perché da molti anni che io ho tutte le borse, tutti gli accessori, metto sempre dei fiori, perché amo i fiori, quindi sull'accessorio sta molto molto bene. Prodotto Made in Italy, tutto prodotto a Venezia. Nelle nostre aziende abbiamo 3 aziende, 2 producono borse e una calzatura. I materiali nostri sono tutti di ottima qualità, lavoriamo con i vitellini di prima scelta, lavoriamo con tutti gli accessori che disegniamo noi e sono tutti prodotti da artigiani fiorentini o artigiani veneti e lavorati molto con ottone, tutto materiale pregiato. Essere ottimisti col sorriso in bocca, tutta questa è la nostra strategia e siamo sicuri che vinceremo. Alcune novità arrivano dal mondo dei motori. Una nuova Sport Utility della Mazda e una berlina senza compromessi, intensa e superiore in tutto della BMW. A voi la scelta. Porta al debutto un nuovo stile e nuove tecnologie che vedremo anche su altre future Mazda. Trazione a 2 o 4 ruote motrici e 2 motori. Il rinnovato design del frontale inaugura il nuovo family feeling della casa giapponese. Gli interni sono stati pensati per offrire il massimo del comfort sia a livello di materiali sia per quanto riguarda lo spazio a disposizione. Per i primi mesi del 2012 la Mazda CX-5 sarà disponibile con 3 motorizzazioni. Una a benzina da 2 litri in grado di erogare 165 cavalli e 6.000 giri e 2 a gasolio di 2.2 litri da 150 e 175 cavalli. Quest'ultima sarà abbinata anche al cambio e alla trazione integrale. Sembra però che le motorizzazioni siano un po' fuori moda. La cubatura elevata, in contrasto con la tendenza al downsizing, potrebbe essere un freno alle vendite di quest'auto, che appare potenzialmente interessante per il nostro mercato. Sarà in vendita dalla prossima primavera, con prezzi compresi tra i 24.000 e i 30.000 euro. Costa 106.681,66 euro chiavi in mano. Sembra uno scherzo, ma è proprio così, al centesimo. La nuova generazione M5, versione di punta della serie 5, è uno dei più alti e tradizionali esempi di berlina tedesca. Comoda, super accessoriata e velocissima. Grandi prese d'aria nel muso, sfiati laterali, specchietti aerodinamici, ruote in lega specifiche, 4 terminali di scarico.
La novità più importante della nuova BMW M5 è l'adozione del motore più potente mai montato su una vettura di serie da BMW M. Va in pensione il precedente V10 per fare posto alla più recente unità V8 4,4 litri. Nel complesso piacciono molto sia lo sterzo sia il cambio a 7 marce a doppia frizione. Attenzione invece ai consumi, accettabili andando a passeggio, possono invece ridurre molto l'autonomia quando si dà fondo alle enormi possibilità dell'auto. Il nome potrebbe trarre in inganno perché ci porta all'America. Invece è un'azienda totalmente made in Italy e soprattutto dalla parte del consumatore. Vediamo di chi si tratta. Azienda McNeil siamo specializzati anche in altri settori, abbiamo realizzato anche un progetto nel settore sanitario rivolto agli ammalati di diabete che ogni giorno sono costretti ad utilizzare una striscetta per verificare il livello di glucosio nel sangue. Noi abbiamo realizzato il primo cellulare al mondo che fa le analisi del sangue, della glicemia, colesterolo e trigliceridi. Con un semplice inserisco la striscetta, posso fare il buco al dito, ci metto il sangue e il cellulare in automatico mi fa la misurazione. Ma la particolarità, l'idea, l'innovazione dov'è? Che il dato non rimane sul cellulare ma viene mandato a un server centrale, quindi lo può ricevere anche il mio medico, il mio diabetologo, lo può ricevere anche l'esperto di diabetologia, perché mi può in qualsiasi momento aiutare, perché sa anche attraverso il GPS dove mi trovo, eventualmente sono in iper o ipoglicemia. Abbiamo portato il primo sistema di allarme baby on board. Purtroppo sapete che ci sono stati degli episodi di cronaca dove qualche genitore distratto ha dimenticato il proprio figlio in macchina. Noi abbiamo preso la tecnologia che di solito tutela i mezzi e l'abbiamo riportata per la tutela dei ragazzi. Significa che se eventualmente, non ce lo auguriamo, qualche genitore distratto dimentica il proprio figlio e ha a bordo un sistema come questo, un SMS avviserà il papà e la mamma che il bimbo è rimasto in macchina, quindi potremo salvare una vita. Immaginate che possiamo tutelare le macchine, le utilitarie, quindi alla portata di tutti i consumatori con solo €1 al mese di servizio. Per cui una volta che ho investito qualche centinaio di euro per l'acquisto del dispositivo, con €1 al mese potrò sapere sempre e comunque dove si trova la mia macchina. Anche se ho fatto lo sforzo di comprare una macchina di qualche migliaio di euro, di 7.000, 8.000 euro, io ho la possibilità di tutelarla. Non devo essere per forza la persona che ha comprato la macchina di grossa cilindrata del costo di 50.000, 60.000 euro per avere questa tecnologia. È una tecnologia alla portata di tutti. Noi siamo vicino al consumatore che si deve poter permettere di avere le stesse tecnologie di chi ha tanti soldi. Noi siamo con voi. TG Flash C'est la vie oggi dà voce alla gente senza modificare nulla. La nostra inviata in Duomo a Milano. Mi sono ritrovata qua sabato 15, dal momento che ero impossibilitata ad andare a Roma per il grande movimento degli indignati a livello mondiale. Sono una ricercatrice precaria e credo nel lavoro che faccio, nel mio paese, credo nelle persone che condividono con me questo meraviglioso paese. In realtà paese, parlo anche del paese della terra, di tutto il mondo. Mi piacerebbe che alle persone venga data la possibilità di costruirsi un futuro, che i loro soldi vengano impiegati per opere umanitarie e non per delle guerre, ad esempio. Vorrei che le banche non si appropriassero dei nostri averi, li sperperassero e poi dovessero far pagare a noi una crisi che in realtà non ci appartiene. Ma io penso che hanno ragione a esprimere quello che sentono in questo momento e hanno un futuro che non si sa. Allora apriamo un po' tutti gli occhi, voglio dire, no? La protesta vera come la si fa? Chiudendo i rubinetti, non spendiamo più un cazzo, non paghiamo più un cazzo, quella è la violenza che gli facciamo. Non sicuramente andando a prendere a calci una macchina o tirando una pietra contro una volante, voglio dire, no? Quella è la violenza dei coglioni e come coglioni coloro che fanno queste violenze è giusto siano trattati. Io lavoro da 10 anni a tempo indeterminato per fortuna, sono un idraulico operaio, la mia busta paga intorno ai 1.600 euro. 400-500 euro vengono detratti tutti i mesi e queste tasse mi chiedo dove vadano a finire, se vadano a finire in guerre, opere pubbliche inutili, lussi per pochi privilegiati, finanziamenti che io non condivido o se vanno a finire veramente in servizi che tutti quanti paghiamo. Quello che al momento è l'esigenza nostra è quella di comunicare
con il maggior numero di persone. Per quello abbiamo chiesto di avere Piazza del Duomo. Non sappiamo quale santo ci stia guardando dall'alto, ma Piazza del Duomo ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo autorizzata, è quasi un evento storico, quindi da qui noi abbiamo la speranza di creare delle soluzioni, di fare delle proposte, quindi cominciare a cambiare, una rivoluzione culturale, un modo diverso di affrontare la vita. Decolorazioni, sterature, calore di phon o piastra possono danneggiare la struttura del capello. La cheratina interviene su queste carenze con una integrazione che produce già dalla prima applicazione effetti evidenti. Vediamo come. Scusami, una domanda. Sai cos'è la cheratina? Quello che so io, cheratina è qualcosa che si imbalsamava ai morti, quello che so io. Invece è sbagliato. Vuoi venire con noi che ti facciamo provare? Ma magari so fare cheratina, non lo so. Va bene. Veniamo qua. Questo è un cappello trattato, il 70% della gente ha i capelli trattati. Quando il cappello è trattato, il cappello è secco, stopposo, allora siccome che il cappello è formato da cheratina all'80%, noi poi andremo a dare la cheratina che ha bisogno della struttura del cappello. Andiamo a mettere questa maschera acidificante di aceto balsamico che ha un pH 4,5, con l'80% dei nostri capelli è formato di cheratina. Quando si va a fare questi trattamenti di colore, la cheratina viene esportata, allora noi poi andiamo a dare la cheratina che ha bisogno della struttura dei capelli. Intendiamoci, non è la cheratina, quella brasiliana che la chiamano cheratina, però è una stiratura, ma questo è un pigmento che manca alla struttura del capello. Prima di mettere la cheratina il capello deve essere asciugato molto bene. Andiamo a dare questa cheratina, è molto importante pettinare bene, perché pettinare si va a chiudere lo squame, e lo squame chiuso mi dà la lucentezza, mi dà la corposità e mi dà il benessere della struttura del capello. Vedete la lucentezza e la corposità del capello. La cosa importante è di dare la possibilità a una donna di restare in ordine come minimo 3-4 giorni. Per un 15 giorni rimane proprio il capello morbido come la seta. Ehi, un po' di musica, DJ. Cariba, la regina dei bagni. 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 Cosa? Cariba, la regina dei bagni. Cariba, la regina dei bagni. Da come ci nutriamo dipende la nostra salute. Un consiglio di Samantha Biali, nutrizionista di Linea Verde. D'estate mangiavamo più pesce, un'abitudine che d'inverno perdiamo, quindi incominciamo a mangiare più pesce, non importa se non è fresco, puntiamo sul surgelato, che ha le stesse virtù nutrizionali di quello fresco, ci dà gli omega 3 che ci proteggono la pelle, l'apparato cardiovascolare e soprattutto ci fanno bene all'umore. Abbiamo seguito il consiglio di Samantha e vi abbiamo preparato una ricetta strepitosa, guardate. Oggi prepariamo la nostra torta salata in padella. Prendiamo 50 g di farina di kamut, 50 g di farina integrale, un pizzico di sale e l'acqua. Amalgamiamo tutto, mettiamo dentro i baby shrimps, i gamberetti piccoli essiccati, i ciuffetti e le mazzancolle tagliati a pezzetti. E alla fine aggiungiamo la verza. Scaldiamo la padella di ghisa e mettiamo un po' di olio di sesamo e mettiamo il nostro impasto in padella. Cuociamo ogni parte della torta per 5 minuti. Ecco, la nostra torta è pronta e alla fine aggiungiamo la salsa agrodolce e poi i fiocchi di tonno essiccati. La ricetta è per 4 persone, il costo è 6 euro. Abbiamo finito, ci vediamo la prossima settimana con tante altre novità. Se avete le notizie utili e interessanti, contattateci e se volete continuare a seguirci lo potete fare sul nostro sito www.onechannel.it. Arrivederci. You ready?
Questo programma è stato offerto da Cariba, la regina dei bagni.